prossimo relatore è il dottor Antonino Quattrocchi, dottore in scienze forestali, giornalista, pubblicista e docente. Si occupa di ricerche storiche e genealogiche e del recupero dei beni etnoantropologici. Nel 2014 ha pubblicato Tra i buscaini della foresta di Zaffarana, saggio a carattere storico-antropologico. Relatore in vari convegni specialistici, ha in corso di pubblicazione un saggio storico sul monachesimo orientale dal titolo Sui sentieri dei monaci di Vanella, i cenobili italo-greci nella storia dei peloritani. Prego, dottore. La relazione del dottore Quattrocchi si intitola Monastero italo-greco di Santa Venera di Vanella Politati presso Bafia nel piano di Milazzo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo interessantissimo convegno e mi preme anche naturalmente ringraziare la famiglia Piedrini che ci ospita in questo posto incantevole. Mi viene in mente Mariano Petrini, un amico con il quale ci siamo frequentati per tanti anni e credo che in modo meritorio questo convegno sia stato a lui intestato. La mia relazione ha l'obiettivo di ritornare nuovamente nel mondo a cui poco fa faceva riferimento padre Alessio. Si tratta dei risultati di una ricerca iniziata diversi anni fa durante una delle tante escursioni nella foresta della Zaffarana al monte di Bafia, quando appunto mi imbattei nei ruderi di un monastero, mi dissero di Santa Venera, poi scoprì che si trattava appunto del monastero di Santa Venera di Vanella. In queste immagini di presentazione della mia relazione voglio presentare quel monastero ricostruito naturalmente virtualmente e a breve capirete il motivo. Si tratta appunto di un monastero italo-greco, uno dei tanti monasteri che nel basso medioevo arricchivano il Valdemone, come sappiamo dalla storiografia, ma anche il piano di Milazzo. Il piano di Milazzo in questi ultimi decenni è stato oggetto di tanti studi e i monasteri a rito bizantino all'epoca esistenti erano in parte dipendenti dal monastero del Santissimo Salvatore in Lingofare di Messina, in parte dove invece erano dipendenti dal monastero di Santa Maria di Gala. Per quanto riguarda i primi ci sono da ricordare il monastero di Sant'Elia, il monastero di Sant'Andrea di Mazzarrà, il monastero di San Giacomo di Galò, il monastero di Santo Pietro di Largo Flumine, la chiesa monastero di Santa Piena di Vanella e la chiesa monastero di Sant'Anna e di San Nicola di Monforte. Naturalmente tantissime erano anche le grange dipendenti dal monastero di Santa Maria di Gala e oltre anche alla presenza di altri monasteri che erano dipendenti, come ad esempio il monastero di San Filippo all'epoca di Santa Lucia, oggi del Mela, e il monastero di San Nicola de Petra, che invece era un monastero che era dipendente appunto dal monastero di San Nicola di Pellera. Su questi monasteri in questi ultimi decenni c'è stato un fiorire di studi. L'ultima novità è quella del dottore Giuseppe Pantano, che ha voluto presentare i risultati delle sue ricerche nel corso del precedente convegno a Santa Lucia riguardo alla localizzazione del monastero di Sant'Elia de Scala di Oliveri. Diversi anni prima il dottore Carmelo Michalizzi invece riferiva sul monastero di Santa Maria di Ambuto. Nel 2008, come ci è noto, Filippo Imbesi ha concluso le sue ricerche sul monastero di Santa Maria di Gala, che ha portato avanti, approfondendole naturalmente, gli studi
di Filippo Rossitto. E nel lontano 1992 Angelo Sofia invece riferiva della scoperta, quindi della localizzazione lungo il torrente Brandino a monte di Mazzara Sant'Andrea del monastero di San Nicola de Pedra, e riferiva anche sul monastero di San Giacomo di Calò. Nel lontano 78 invece padre Giovanni Parisi e Paolo Maggio davano molte notizie sul monastero di San Filippo del Mele. Naturalmente si tratta di monasteri a rito greco molto importanti. Purtroppo di tanti altri monasteri di rito bizantino oggi sappiamo pochissimo. In questi anni io mi sono appunto interessato per quanto riguarda il monastero di Santa Elena di Vanella, e riferirò anche di un altro monastero misterioso e di cui non si hanno notizie dal 1133, che è il monastero appunto di Santo Pietro di Largo Flumini, come avremo modo di vedere da qui a breve. Per facilitare la individuazione di questi monasteri, in questa slide che ho tratto da una interessante pubblicazione dell'amico Luigi Sant'Agata, ho voluto indicare i confini territoriali di quello che fu nel periodo basso medievale del cosiddetto piano di Milazzo. Quindi questo territorio ha avuto un'enorme importanza da un punto di vista geografico per identificare i vari abitati distribuiti in questo comprensorio. Come ci è noto, si trattava di un'area che si estendeva dal litorale fino al crinale dei Peloridani, e che dalla rocca di Patti si estendeva fino al torrente Gallo, che appunto segnava il confine con il territorio della città di Messina. In queste altre slide invece ho voluto localizzare i monasteri che prima sono stati menzionati, partendo appunto dal monastero di Santa Maria di Ambuto sul lato occidentale, fino ad arrivare ai monasteri prossimi, quindi alla rocca di Tindari, e quindi poi quelli che da Milazzo si spingevano verso la zona più interna, di cui, come si può vedere da questa slide, quello più interno era appunto il monastero di Santa Verena di Vanella. Un dettaglio della slide precedente, un altro dettaglio invece dei monasteri posti sulla parte orientale del piano di Milazzo. Queste slide sono importanti perché fissano da un punto di vista geografico i siti dei diversi monasteri. Come si vede da quest'altra slide, dove appunto si vede lo scorrere degli alvei dei torrenti nel periodo normanno fiumi, si constata appunto che la maggior parte di quei monasteri all'epoca erano stati fondati lungo quelle vie importantissime che consentivano in quest'area geografica della Sicilia il collegamento tra la costa tirrenica e la costa orientale della Sicilia, e conducevano quindi nella zona di Taormina. Si vede il torrente Patrì e accanto c'è il torrente Mazzarrà. Un dettaglio dei monasteri di San Giacomo di Calò e di San Nicola de Petra, e infine Santa Elena di Vanella e il monastero di Santo Pietro di Largo Flumine. Ecco ancora un'altra immagine. Allora, io, come vi dicevo, la mia ricerca riguarda il monastero di Santa Elena di Vanella. Naturalmente sull'argomento, sul maneghesimo orientale, ci sono delle fonti importantissime che hanno aperto questo tracciato. Come ci è noto, un testo importantissimo è rappresentato dal saggio Monasteri Basiliani di Sicilia, prodotto a cura di Camillo Filangieri e dei suoi studenti dell'Università di Palermo. In questo bel testo del monastero
di Santa Maria di Vanella si dice quanto segue: monastero sorte a nord dell'abitato di Castroreale, lungo la sponda orientale del torrente Longane, presso una grotta citata sin dal secolo XII e frequentata in epoca più antica, probabilmente tra il IX e il X secolo. Purtroppo gli studenti del Filangieri hanno equivocato, per un fatto di toponomastica, l'effettiva localizzazione del nostro monastero, che non si trovava a nord dell'abitato di Castroreale, ma si trovava a sud, e questa omonimia è da imputare all'esistenza nell'ambito del feudo di Gala di una contrada appunto di Santa Venera, nota per l'esistenza di una grotta che noi possiamo vedere venendo su verso il parco Ialari. In questa prima immagine si vedono i ruderi, purtroppo i ruderi della torre campanaria del monastero di Gala, con l'abitato di Gala. Invece in quest'altra immagine noi possiamo vedere appunto la chiesa della grotta di Santa Venera del Piano. Quindi ai fini di questa ricerca occorre subito porre una precisazione e dire che invece il monastero di Santa Maria di Vanella si trova a sud dell'abitato di Castroreale, quindi di Pafia, ed esattamente nella vallata del torrente Santa Venera, che è un affluente destro del torrente Platì. Quindi i monaci avevano fondato questo cenobio, quindi lungo una importantissima arteria viaria dell'epoca, e quindi lungo una trazzera che consentiva di collegare, come dicevo prima, il Tirreno con il Mar Ionio. Si trattava all'epoca della fondazione di un territorio coperto dalla cosiddetta foresta linaria, e foresta che era coperta quindi da querce spaventose, come dicono i buscaini, come possiamo apprezzare da questa immagine, ma anche da quest'altra immagine. In quest'altra immagine invece ho voluto collocare su mappa IGM il nostro monastero, cerchiato di azzurro, e in giallo invece sono riportati i confini appunto del feudo che sicuramente Ruggiero I, il Gran Conte, quindi ha voluto donare ai monaci di quel cenobio. In rosso invece sono riportate tutte la viabilità antica, le antiche trazzere che collegavano appunto il fronte tirrenico, si dirigevano verso la dorsale peloritana. Giunti sulla dorsale consentivano di raggiungere Messina in direzione est e Palermo, o quantomeno la Sicilia orientale, in direzione ovest. E in ogni caso sulla esatta collocazione di questo monastero siamo confortati anche dalle fonti d'archivio. In particolar modo una prova inconfutabile è rappresentata da un diploma del 1145 che è stato estratto dal Codice Vaticano Latino 8201, che descrive in maniera puntigliosa i confini del feudo. Questa è la trascrizione di quel diploma che possiamo analizzare in quest'altra immagine. Come vedete, da nord in questo caso sale il corso del torrente Platì, e quindi dove c'è scritto monastero appunto in quel punto era situato il nostro monastero, che si trova lungo la testata del torrente Santa Venera. E il diploma del 1145, che non riferiva soltanto di questo monastero,
ma riferiva anche di altre 5 cenobi, e in effetti nel documento si precisavano i confini, perché sicuramente ci sono stati dei problemi con i titolari dei feudi confinanti. Si fa riferimento a un torrente di sotto rispetto alla nostra chiesa, che sale lungo questo fondovalle, che sale appunto verso monte e arriva quasi alla cima della montagna, che qui è indicata come Pizzo Vernà, ma è anche conosciuta come Pizzo Polo. In effetti l'effettivo confine non era a quota 1287, ma a 1283. Qui l'IGM non riferisce, ma si tratta di Pizzo a Cucca, come ci dicono i nostri buscaieri. Poi il confine scendeva, come descrive il documento, sul versante settentrionale di questa bellissima montagna e ritornava verso valle, attraversava tutta la foresta, il fondovalle della foresta di Zaffarana, e passava proprio di fronte alla chiesa di Santa Venera. Ci tengo anche a precisare che al momento della fondazione il paesaggio si presentava in maniera totalmente diversa da come si presenta allo stato attuale, e la bontà la bellezza del territorio, che aveva convinto anche i monaci sicuramente a costruire il monastero in quel punto esatto, forse era forzata dalla esistenza, proprio alla confluenza di questi due valloni, di una cascata. Riferiscono gli abitanti della vallata, alta circa 20 metri, quindi deve essere uno spettacolo nello spettacolo. Sulla localizzazione del nostro monastero ci conforta anche una perizia del 1898 estratta dall'archivio, da un archivio palermitano, dove appunto è una perizia del 1898 nella quale un ingegnere agronomo, Francesco Cambria, che era stato incaricato al comune di Castoriale di definire alcune questioni che riguardavano gli usi civici, riferisce del nostro feudo. Siamo nel corso del 1800, durante il 1700 il toponimo Santa Venera di Vanella cambia a favore di quest'altro, che è appunto Santa Venera del Bosco o Girasia, e di questo feudo si dice che è sito a sud-est del comune di Castorreale, alla distanza di chilometri 10, e giace sulle pendici di una montagna con una generale esposizione di ovest, che è la montagna che noi poco fa abbiamo avuto modo di vedere. E chiude la questione una mappa topografica del 1854, che è estratto dall'Archivio di Stato di Palermo. Eccola qua, ve la presento. Questo è il torrente Santa Venera, questa è la confluenza delle due fiumare di cui prima ho riferito. Proprio in questo punto che è fissato il luogo della chiesa di Santa Venera di Vanella, ed entrambi questi due fondovalli confluiscono verso monte fino a congiungersi appunto in prossimità della montagna di Polo, così come nel corso del 1800 il nostro Pizzo Polo era individuato. In queste slide che seguono invece ho voluto riferire di vari documenti che appunto riferiscono del nostro monastero. Le prime notizie, come dicevo, sono emerse dai diplomi o comunque dai documenti del 1131 e del 1133, che come ci è noto riferiscono delle istituzioni dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore in lingua fare di Messina. Purtroppo da questi primi due documenti non siamo in grado di definire l'età di fondazione e tantomeno quella della sua rifondazione. Tuttavia abbiamo la certezza, così come riferisce il documento del 1131, che la Chiesa
era stata dotata di un feudo, e questo ai tempi del Gran Conte Ruggero I. Questo è il testo del documento a cui appunto si fa riferimento dei diritti che avevano quella trentina di monasteri, 35, 5 minuti, ok, grazie. I documenti, i diritti e quindi i feudi, il feudo che era stato assegnato al nostro monastero. Visti i tempi, sono costretto a fare un taglio e aggiungo che da un altro diploma del 1118, di cui ho già riferito nel convegno di Santa Lucia, al torrente Santa Venera si fa riferimento in un atto di donazione del 1118 che definisce invece i confini del feudo limitrofo verso Vanna, che era il feudo di Sant'Andrea. Quindi possiamo dire, possiamo ipotizzare che prima, o quantomeno nel 1118, se il torrente era stato intestato a Santa Venera, con tutta probabilità a quella data già il nostro monastero doveva esistere. Faccio un altro salto, escludendo appunto i riferimenti di un diploma di Federico II di Svevia del 1209 che riferisce della nostra chiesa e del nostro feudo. Salto e non vado nei dettagli riguardo anche a un bellissimo documento del 1310 che si riferisce appunto all'affitto delle grange del piano di Milazzo, che sono state date in affitto dall'archimandrita Barnaba ad Arnaldo da Villardita e alla moglie di Nicola Palizzi nel 1310. E voglio andare, ecco, a queste immagini che sicuramente chiudono questa storia. Guardate con attenzione questa immagine, si tratta del territorio che è a valle del nostro monastero. La cima in alto è Pizzo Sughero. Purtroppo durante il 1880 tutta la Sicilia nord-orientale è stata investita da un nubifragio che ebbe una durata di ben 13 giorni e, come raccontano le fonti dell'epoca, i danni sono stati considerevoli in tutta questa parte della Sicilia. Che cosa si è verificato invece nella vallata del Patrì? Proprio in quest'area cerchiata si è staccata una frana che, scivolando sul costone, ha ostruito il passaggio delle acque e quindi ha creato una diga. La zona di distacco la possiamo rilevare da quest'altra immagine che ancora è molto evidente. Quindi la lingua di acqua si è portata verso monte, naturalmente con il sollevamento del piano delle acque, e ha determinato l'interramento del nostro monastero. Questi sono i ruderi che emergono dalla massa detritica, emergono per circa 3 metri e sotto terra esiste la parte rimanente che è di circa 4 metri. Si tratta naturalmente dell'edificio più alto che si trovava in questa contrada. Sicuramente sotto il piano detritico devono esistere i bassi a cui fa riferimento il catasto borbonico del 1853. Questa è la chiesa. Questa è la chiesa. Questo è un edificio annesso alla chiesa che deve essere la casa canonica, quindi il luogo, l'edificio che ospitava i monaci. L'ultimo abate fu l'abate Giuseppe Catalfo. Ecco qua.
E gli edifici sono stati, i futili sono stati rilevati in maniera puntigliosa, sono stati quindi ottenuti i disegni in 2D, quindi le piante, i prospetti e le sezioni. Questi documenti hanno consentito poi di ricostruire virtualmente, facendo una serie di calcoli, la completezza dell'edificio. Quindi questa è una visione d'insieme ricostruita della vallata e del monastero. Ora ci giriamo attorno. Naturalmente c'è anche il monaco. Ecco. Ecco qua. E ora c'è possibile anche entrare all'interno. E queste immagini si possono rendere anche in movimento, tipo cartone animato. Va bene. Grazie della vostra attenzione.